Torre. Vertice d'urgenza dopo l'incidente all'autobus elettrico della società La Linea. I cittadini sono preoccupati, spiega l'assessore Boraso, e noi dobbiamo fare chiarezza. In provincia di Venezia l'80% dei cantieri sono risultati irregolari dopo i controlli effettuati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri nel 2023. Dopo la bocciatura della legge regionale sul fine vita, l'associazione Coscioni suggerisce una delibera in giunta per aggirare il no. Domani resa dei conti nel PD. 13 persone arrestate in una vasta operazione antidroga coordinata dalla Procura di Trieste. Tra i canali di spaccio anche un gruppo di albanesi residenti in provincia di Venezia. Il 2023 anno record per i trapianti d'organo in Veneto, tutti aumenti a doppia cifra. Primo trapianto di cuore a cuore fermo e quello del donatore più anziano, ben 92 anni. Lutto per lo sport veneziano e moto, 81 anni Sergio Penso, il nonno di tutti i calciatori del nord-est, giocava ancora con la squadra veterani Serenissima. Nostra intervista al presidente della Biennale di Venezia, Roberto Ciputto, che fa un bilancio avvicinandosi alla scadenza del suo mandato. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, che si apre con il vertice d'urgenza in comune dopo il nuovo incidente che ha coinvolto a Mestre un autobus della linea. Entro domani la società dovrà presentare una relazione tecnica dettagliata. I cittadini sono preoccupati, dice l'assessore Boraso, e noi dobbiamo fare chiarezza. Questa mattina ero a un mercato cittadino e sono stato bersagliato, la gente ti ferma, la gente ha paura, ma cosa succede sempre a questi mezzi? Cioè, mi pare normale dover dare delle spiegazioni e rassicurare i nostri concittadini. È stata una convocazione d'urgenza, neanche 24 ore dall'incidente, quella dell'ufficio trasporto pubblico locale del Comune di Venezia, per fare chiarezza sull'uscita di strada del bus della linea 13 in via Cappucina a Mestre. Un altro incidente, in questo caso lievissimo e senza conseguenze, che ha coinvolto un mezzo della linea, come nella drammatica notte del 3 ottobre sulla rampa Rizzardi, come quel sabato sera del 14 ottobre in via Carducci. Per questo l'assessore Renato Boraso si è impegnato a fare chiarezza. Vogliamo una relazione tecnica, che loro si sono impegnati domani a darci, anche con il tracciamento dei sensori. Questi mezzi hanno dei sensori speciali che tracciano gli eventuali blocchi o disguidi al sistema elettrico o al sistema complessivo di questi mezzi, e noi vogliamo che i tracciamenti di questi sensori, proprio per escludere ogni dubbio su un guasto di carattere tecnico. L'incidente, come detto, è stato di lieve entità, ma inevitabilmente gravato dall'enorme peso dei fatti di ottobre. Alla Linea SpA è stato chiesto di presentare già domani una perizia tecnica su quanto accaduto in via Cappucina per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio. Noi ci fidiamo delle dichiarazioni di oggi, ma vogliamo documentazione per essere tranquilli. Lo dico e vi chiedo, proprio per applicare un principio di autotutela e precauzione che si impone. Non è una questione perché poi l'autista inizialmente ha detto una cosa, poi ha sbagliato la valutazione. Allora, sgombriamo da ogni dubbio questa vicenda con una documentazione tecnica. In provincia di Venezia 4 cantieri edili su 5, l'80% del totale, sono risultati irregolari ai controlli del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri. È il dato allarmante che emerge dal bilancio delle ispezioni effettuate nel 2023, in cui spicca l'inosservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Organizzazione e viabilità inadeguata, rischio di caduta dall'alto, irregolarità dei ponteggi, rischio elettrico, omessa fornitura e utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Più dell'80% dei cantieri edili ispezionati nel 2023 in provincia di Venezia è il risultato irregolare. È una percentuale impressionante, destinata a far discutere e imporre più di una riflessione, quella che emerge dal bilancio annuale del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Venezia. Oltre alle carenze in materia di
sicurezza sono state riscontrate numerose omissioni riguardo alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e alla loro formazione e informazione e alla redazione dei documenti di valutazione rischi, del piano operativo di sicurezza e dei piani di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi. Nel 2023 i carabinieri sono intervenuti con 16 provvedimenti di sospensione, di cui 14 per gravi violazioni in materia di sicurezza e 2 per lavoro nero. Oltre all'edilizia, altre verifiche sono state rivolte ai settori del commercio, dell'agricoltura e dei servizi alla persona. Complessivamente sono state ispezionate 350 aziende, di cui 280 sono risultate irregolari, ed esaminate 787 posizioni lavorative, con 35 lavoratori in nero e 25 irregolari. 1000 prescrizioni per violazioni in materia di sicurezza e 65 provvedimenti di sospensione dell'attività d'impresa. L'importo di ammende e sanzioni per violazioni in materia di sicurezza e lavoro nero è stato di 600.000 euro. Aggirare la bocciatura della legge sul fine vita approvando una delibera in giunta. Lo suggerisce l'associazione Coscioni alla Regione, associazione che sta per depositare le firme per un'iniziativa analoga a quella bocciata in Veneto anche in Lombardia. Valuteremo, dice il presidente Zaia, intanto domani pomeriggio a Venezia, resa dei conti nel Partito Democratico. La valutazione sulle tempistiche è una valutazione concreta che si può fare se si tratta di uniformare, però penso che in assenza di una legge termini perentori tu non li puoi dare. Puoi dare indicazioni, ma non è che tu puoi dire da oggi si istituisce che. Va fatta una valutazione sull'ipotesi di aggirare la bocciatura della legge sul fine vita approvando una delibera di giunta o emanando una circolare che detti i tempi di risposta delle ULSS. Commenta così il presidente del Veneto Luca Zaia la proposta lanciata da Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, spunto fatto proprio dalla consigliera regionale del Veneto che vogliamo Elena Ostanel, che ha presentato immediatamente un'interrogazione urgente. Non è un caso che si siano affrontati questi temi con le leggi. Devo anche dire una cosa, che vedendo il consuntivo delle famose 7 pratiche, 7 sono, no? 6 pratiche del Veneto, ricordo delle quali 4 rigettate, alla luce di queste pratiche che abbiamo avuto modo di vedere al consuntivo, sono tutte pratiche che hanno avuto tempi di risposta celere. Resta il dato politico, con una Lega che si è spaccata e il segretario federale Matteo Salvini che ha dichiarato che lui in aula avrebbe votato no alla legge. Penso che è la prova provata che c'è la libertà di pensiero, tant'è vero che lo stesso gruppo nostro, per il quale io voglio ricordare, non ho mai voluto fare la conta. E se da un lato Salvini ha detto che lui avrebbe votato no, dall'altro c'è il segretario della Lega regionale Stefani che ha detto che avrebbe votato sì, ma non ci vedo contrapposizioni, ci vedo diversità di visioni. Il vice segretario regionale Riccardo Barbisan legge in positivo questa pluralità di anime. Credo che la Lega abbia dato il miglior esempio in Consiglio regionale, proprio perché tutto quello che oggi si dice dei frazionamenti, chi sì, chi no, chi si è astenuto, eccetera, la Lega ha fatto presente che nel suo gruppo consigliare erano possibili tutti gli atteggiamenti. Quindi sinceramente io non mi metto tra coloro che fanno la caccia alle streghe tra chi ha votato sì e chi ha votato no. Ma per Giuseppe Paolin, segretario organizzativo del partito, andare in ordine sparso non ha giovato a nessuno. La questione secondo me doveva essere affrontata dalle segreterie sia regionale ma anche nazionale, non si può essere, il problema va valutato e va dato una linea. Probabilmente uno degli errori è stato non affrontarlo prima questo. Dalla resa dei conti in Lega a quella nel Partito Democratico, nelle prossime ore i consiglieri regionali Dem si riuniranno alla presenza del segretario Andrea Martella per un confronto che si preannuncia duro dopo la scelta di Anna Maria Bigon di astenersi sul fine vita senza lasciare l'aula e facendo di fatto bocciare la legge, con il vice capogruppo Jonathan Montanariello che si è dimesso in aperta polemica con la decisione di lasciare libertà di voto nel partito su un tema cardine del centro-sinistra. Sulla votazione in Consiglio regionale che sta alimentando divisioni e polemiche, Fratelli d'Italia sottolinea la compattezza dei suoi consiglieri e organizza un convegno sul tema. Fratelli d'Italia è sempre stata contraria alla proposta di legge regionale sul fine vita e oggi, dopo la votazione caos che ha spaccato la Lega, ma anche il Partito Democratico, marca le distanze. I consiglieri di Fratelli d'Italia affermano di lasciare agli altri le polemiche interne e vanno oltre. Assistenza ai malati terminali, sostegno alle cure palliative e gestione del fine vita lasciato esclusivamente a Parlamento e Stato.
Il PD stesso comunque, se era compatto, poteva far passare questa legge, ma giustamente una consigliera non se l'è sentita. Non farei un discorso politico, ma farei un discorso più che altro personale. Ognuno ha votato secondo propria coscienza. Noi riteniamo in questo momento un progetto di legge a rischio costituzionale e pertanto abbiamo detto fin dall'inizio il no, chiedendo anche naturalmente dei pareri. È stata fatta una forzatura portandolo in aula e l'Aula, devo dire anche in maniera molto attenta di alto livello, dopo una grande discussione ha preso una decisione. Non mi interessa entrare nel merito della spaccatura all'interno della Lega, tra la Lega Zaiana e la Lega Salviniana, piuttosto che all'interno del Partito Democratico tra Dem e progressisti. Magari Fratelli d'Italia lo ha fatto nel suo percorso, ha una posizione netta su questo tema e quindi è riuscita ad arrivare compatta. Fratelli d'Italia ricorda che aveva avanzato dubbi sulla proposta fin dall'inizio. La priorità è quella di accompagnare malati e famiglie alla fine della vita. Noi avevamo delle perplessità che sono state poi evidentemente anche patrimonio di altri colleghi, e nel contenuto per ribadire che per noi la vita è sacra, che abbiamo come dovere quello di lavorare per accompagnare anche le persone più fragili, i nostri malati, le famiglie. E 2 giorni dopo la votazione, impossibile pensare che non sia una dimostrazione di forza, ecco buona parte dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia in prima fila per un breve convegno sul fine vita organizzato a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. Non si è trattata di una spaccatura del centrodestra, in effetti Fratelli d'Italia aveva dichiarato da subito che avrebbe votato contro questa legge. Forza Italia nella sua dichiarazione di voto compatta contro la legge, e il capogruppo della Lega Pan che ha dichiarato e votato contro. Poi c'è stata una libertà di coscienza sui temi etici, si usa così ed è giusto anche che sia così. Torniamo alla cronaca, anche il veneziano coinvolto nella vasta operazione antidroga della polizia di Trieste. Ha portato a condanne per complessivi 70 anni di carcere la vasta indagine antidroga della polizia di Trieste, che ha sgominato una banda di spacciatori arrestando ben 13 persone. Le indagini sono partite nell'agosto del 2021 e hanno messo in luce una consistente attività di spaccio di cocaina gestita da alcuni cittadini di origine nordafricana pluripregiudicati che operavano sulla piazza triestina rifornendo quotidianamente decine di acquirenti. Lo smercio della cocaina avveniva in diverse zone della città, alcune di queste scelte anche per nascondere sottoterra le partite di droga. Il gruppo coinvolto nell'attività illecita aveva creato una delle sue basi all'interno di alcune aree verdi della città. La costante opera investigativa supportata da attività tecniche ha consentito agli operatori della squadra mobile della questura di raccogliere numerosi elementi di prova, sia grazie all'individuazione di alcuni punti in cui veniva occultata la cocaina, sia attraverso mirati sequestri nei confronti di alcuni acquirenti. Le indagini, che si sono protratte per diversi mesi, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste con il magistrato Maddalena Kergia, hanno portato inoltre a individuare le fonti di approvvigionamento della droga. 2 i canali di rifornimento, uno facente capo a un cittadino tunisino domiciliato a Padova e un altro composto da alcuni cittadini albanesi residenti in provincia di Venezia. In tutto sono state arrestate, come si diceva, 13 persone, tra cittadini tunisini, albanesi e italiani, e sequestrati circa 1,7 kg di cocaina. Il 2023 è stato un anno record per i trapianti d'organo in Veneto, con aumenti percentuali a doppia cifra in tutte le tipologie di intervento. È stato effettuato il primo trapianto di cuore da donatore a cuore fermo in Italia e quello del donatore più anziano, 92 anni. Nell'anno appena trascorso in Veneto i trapianti d'organo da donatore deceduto sono aumentati del 30%, quelli da donatore vivente concentrati su fegato e rene del 24,5%. Per la Regione il 2023 è stato su questo fronte un anno record, sia in termini percentuali che di numeri assoluti, con un aumento in doppia cifra di quasi tutte le tipologie di intervento. Cifre record che partono dall'altissimo numero di donatori. In Veneto la percentuale di diniego alla donazione è stata appena del 19% contro il 31,5% nazionale. Tra i risultati molto importanti dello scorso anno dobbiamo certamente menzionare l'apertura che è proprio scientifica, che è proprio partita dal Veneto, da Padova prima, da Verona poi, della donazione di cuore da donatore a cuore fermo, e non dimentichiamolo della concomitante donazione anche del polmone insieme alla donazione di cuore, cosa che non si pensava possibile fino a poco prima.
Il trapianto di cuore da donatore a cuore fermo è stato il primo in Italia. Nel 2023 in Veneto è stato inoltre raggiunto un nuovo record nazionale con la donazione di un organo dal donatore a cuore fermo più anziano d'Italia, 92 anni. Nasce poi, come dire, dal coraggio di noi che abbiamo scelto di provare a perseguire questa strada, certamente appunto supportati dalla volontà molto forte della famiglia di andare avanti. È stato prelevato il fegato ed è stato un risultato notevole. Pur essendo un settore d'eccellenza della sanità veneta, anche voi comunque accusate dei problemi di personale, per esempio? Ma sicuramente anche noi abbiamo bisogno di supporto di personale medico che poi deve presentare anche caratteristiche di particolare motivazione, perché questo lavoro è un lavoro veramente in cui la dedizione deve essere massima. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la mobilitazione della comunità di Cassolaro contro l'installazione dei piloni dell'alta tensione. Cassolaro si prepara alla grande mobilitazione contro le ruspe e i cantieri previsti per l'installazione dei megapiloni dell'alta tensione. Nell'area verde, a ridosso di case e tracciato autostradale della 57, già destinata a bosco, eppure con il vincolo stranamente scomparso, con un improvviso e incomprensibile colpo di coda. E la consigliera di municipalità di Favaro Veneto, Roberta Tossato, avvocato cassazionista, a manifestare per conto della comunità perplessità per i tanti punti oscuri del progetto in essere. I cittadini hanno messo in evidenza con una petizione di 500 firme le problematiche collegate a questa installazione e la municipalità ha accolto le loro richieste ponendo al voto, e che è stato votato all'unanimità, un documento in cui si chiede che venga valutata una collocazione diversa rispetto a quella che è stata proposta, perché le criticità di questo territorio sono molteplici. Negli anni 70 c'è stata un'alluvione, quindi il Consorzio Acque Risorgive in sede di conferenza dei servizi dovrà sicuramente esprimere un proprio parere, e proprio in vista di questa conferenza dei servizi l'amministrazione territoriale, e noi chiediamo anche che quella comunale, possa porre al primo piano le esigenze di qualità di vita, di tutela del territorio e anche di programmazione futura. Lutto nel calcio veneziano, è morto all'età di 81 anni Sergio Penzo, il nonno di tutti i calciatori del Nord-Est. Un supereroe, lo ha descritto così il delegato allo sport della municipalità dell'Ide Palestina Emanuele Puddu, commosso dalla notizia della sua scomparsa. Un esempio per tutti noi, ha aggiunto il presidente del suo club Amedeo Noguera. Sergio Penzo è morto nei giorni scorsi all'età di 81 anni. Era sicuramente il più anziano calciatore del Nord-Est. Anche ottantenne scendeva in campo al campo sportivo Jacopo Reggio più volte la settimana per affrontare poi ogni sabato mattina le partite con la squadra dei veterani Serenissima. L'ultima partita con il pranzo di Natale lo scorso 16 dicembre Lido di Venezia e la sua isola. Ex pilota della CTV, aveva raccontato nell'aprile del 2022, in occasione del suo 80° compleanno, festeggiato con la consegna di una medaglia d'oro e la classica partita, i complimenti da parte di tutta la sua squadra, come è nata la sua passione. Amico sono nato, mia mamma mi ha dato un bambino e mi purtroppo da che anni ha ho sempre giocato al calcio. Quando andavamo a casa da elementari, buttammo al cartiere, andavamo a giocare al calcio e torniamo a casa alle 7 della sera. Dopo ho fatto militare, sono venuto al CTV e sono in pensione. Ho sempre continuato a giocare. Molto amante anche della voga, è stato istruttore dei bambini della scuola calcio del Nettuno Lido. Con i bambini aveva una predilezione particolare. Quel giorno, il compleanno di Sergio, fu una bella festa. Noi ci ritroviamo anche ogni tanto a fare delle manifestazioni amichevoli. La cosa più importante dopo non è tanto la partita, ma l'amicizia, stare insieme e mangiare insieme. E Sergio fa parte di uno di noi, siamo onorati di avere Sergio nella nostra squadra. Sergio continuerà ora a vivere con l'esempio nel cuore di tutti i suoi compagni ed amici che gli dedicheranno ogni vittoria. E adesso la nostra intervista con il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, prossimo alla conclusione del suo mandato.
Ha portato la Biennale a raggiungere numeri record guidandola in modo eccellente anche tra le tempeste del Covid in un periodo storico di non poca difficoltà. Roberto Cicuto, in carica fino a fine febbraio alla presidenza della Biennale di Venezia, è prossimo ai saluti. In occasione della presentazione di Prometeo, la tragedia dell'ascolto che la Biennale di Venezia riproporrà per 4 serate dal 26 al 29 gennaio nella chiesa di San Lorenzo per celebrare i 100 anni dalla nascita di Luigi IX, Roberto Cicuto ha accettato di fare con noi un primo bilancio del suo quadriennio. Il momento che mi sta più a cuore, se devo dirlo proprio spassionatamente, è quando io ho detto facciamo come se si potesse fare, se poi non si farà pazienza, e tutti mi hanno detto di sì. Abbiamo cominciato con la mostra delle Muse Inquiete, l'abbiamo fatto con la mostra del cinema nel 20 e poi tante altre cose. Poi c'è stato un grande successo di architettura. I risultati che hanno portato anche a un cambiamento, diciamo, in quella che è l'andamento economico della Biennale, quindi avere anche nell'anno di architettura un segno più nel bilancio è una cosa che fa bene a tutti. 4 anni sono stati fantastici, pieni di sorprese, purtroppo non tutte positive, però abbiamo saputo, come dire, cogliere delle opportunità. Il Covid, ricordiamoci, è stato un po' un motore per creare ancora più forte attività dell'archivio storico. Probabilmente nella prossima mostra d'arte ci saranno nello stesso posto paesi che in questo momento nel mondo non dialogano ma si combattono. E poi ci sono i grandi investimenti con i fondi del PNRR. Il progetto culturale della costituzione del Centro Internazionale per la ricerca sugli arti contemporanee, che è diventato occasione perché arrivassero dei fondi perché luoghi come l'Arsenale, il Lido, Forte Marghera, la Bissuola ricevessero danari per essere messi in sicurezza, per fare investimenti, quindi le infrastrutture necessarie alle nuove attività della Biennale sono diventate un'occasione per tutta la città. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Bentrovati al meteo. Un fronte perturbato di passaggio causerà una lieve e temporanea instabilità sul nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 19 gennaio. Sul Veneto per buona parte della giornata il cielo risulterà nuvoloso con probabili precipitazioni sparse, a tratti anche diffuse, fenomeni in esaurimento entro sera. Le temperature saranno in lieve e locale calo, minime tra 1 e 4 gradi, massime tra 6 e 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo qualche pioggia sparsa e cielo coperto. In giornata miglioramento del tempo con locali schiarite sui rilievi. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo risulterà coperto ma con nuvolosità in attenuazione con il passare delle ore. Le temperature minime saranno sotto zero, le massime comprese tra 6 e 7 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.